Buongiorno a tutti, siamo qui a Cortina con il dottor Michele Basso, direttore del Confartigianato Belluno, nell'ambito a margine dell'iniziativa di Confprofessioni Veneto di generazioni professionali e confronto. Facciamo due domande in tema di innovazione. Dottor Basso, in tema di team aziendale, è meglio assumere il giovane che esce dagli studi oppure puntare su un profilo senior già formato? Buongiorno a tutti. Sicuramente è una bella questione da affrontare per tutte le aziende, soprattutto per le microimprese con cui noi abbiamo a che fare quotidianamente come Confartigianato. È chiaro che spesso notiamo che i giovani hanno una maggiore flessibilità e adattabilità alle situazioni, quindi una maggiore volontà di buttarsi nelle nuove esperienze rispetto magari a una figura con maggiore esperienza. D'altro canto la figura di maggiore esperienza può fare quel salto di qualità alla piccola impresa che il giovane magari non ha le qualità per fare, quindi sicuramente va fatta una selezione del personale molto accurata cercando di individuare la figura che più si adatta alle necessità dell'azienda. Un altro tema importante è il capitale delle piccole e medie imprese. Spesso si nota che le PMI sono restie a quotarsi e far entrare nuovo capitale, così come anche negli studi professionali i senior sono restii ad aprire a nuovi giovani collaboratori. La domanda è come vede questa tendenza e secondo lei se c'è un modo per cambiare questo modo di pensare, per pensare più in grande in ottica sempre di allargare lo studio e di innovarlo. Sicuramente il pensiero di allargarsi e di guardare a un'espansione spesso impaurisce le aziende, soprattutto le piccole aziende, le PMI. Chiaro che figure come quelle di cui abbiamo parlato oggi nel convegno, di temporary management o comunque di business trainer, che possono dare un tutoraggio continuo e costante alle aziende e permettere anche a loro forme di aggregazione, è una soluzione molto importante che va percorsa nel migliore dei modi. Siamo agli albori di queste novità, ma noi come associazioni di categoria ci crediamo e crediamo sia importante per far crescere le nostre imprese, il tessuto veneto soprattutto, che sapete è formato da micro e piccole imprese. Bene, ringrazio il direttore Basso e ringrazio Confprofessioni Veneto.